Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. L'inchiesta sulla sanità travolge la giunta Schifani, fuori gli assessori DC Messina e Albano. Per le opposizioni non basta ripristinare la legalità. Catania si arrampica sul tetto della palestra per rubare una grondaia, ma precipita e muore. La tragedia al centro polifunzionale di Via Zurria. Chiuso il falso centro estetico del Dottor B a Catania. A gestirlo lo studente fuori corso di medicina, denunciato per professione abusiva. Catania, attesa interminabili autobus Lumaca, l'azienda metropolitana trasporti, utenti infuriati. Bene confiscato alla mafia da discarica abusiva, parco inaugurato a Catania nel quartiere San Giorgio, il luogo a misura di bambini. Calcio, il pareggio tra Salernitana e Crotone di ieri sera. Nel posticipo lascia il primo posto in classifica in solitario al Catania. Sabato rossazzurri in trasferta a Casarano. Ancora ben trovati. Il presidente della regione estromette la DC di Totò Cuffaro dalla giunta di governo e tiene le deleghe ad interim, ma per le opposizioni non è un'azione che basti a ripristinare legalità. Manlio Viola. Andrea Messina e Nuccia Albano, i due esponenti della DC di Cuffaro in giunta regionale, non sono più assessori. Il presidente della regione, Renato Schifani, alla fine ha preso questa decisione e l'ha comunicata alla conclusione della giunta di governo, convocata per le 13 e finita alle 15. La giunta ha fatto anche altre cose, ma l'attenzione era concentrata tutta su questa decisione. Per il governatore una scelta di trasparenza e di rispetto verso i siciliani, perché quel che emerge dall'inchiesta e sul ruolo di Totò Cuffaro rende il partito incompatibile con la permanenza in giunta. Ma Schifani ci tiene a precisare che non è un giudizio sulle persone, siano essi assessori o deputati dalla DC ai quali riconosce realtà politica. Il governatore tiene ad interim le deleghe a enti locali, personale, famiglia e lavoro. Ufficialmente non lo dice, ma pensa di riassegnarle solo col nuovo anno, dopo che sarà stata approvata la finanziaria. Non è un caso che Raffaele Lombardo, che solo ieri parlava di azzeramento della giunta, oggi aggiusta il tiro e dice di essere stato male interpretato. Ribalta la palla sui partiti della coalizione, che devono fare le scelte più opportune. Chiaramente punta ad un secondo posto in giunta, che in realtà chiede da tempo. Inevitabilmente arrivano le critiche delle opposizioni. Per il PD si tratta solo di un'operazione di maquillage, ma il sistema di potere resta identico. I 5 Stelle dicono che non può certo bastare. Per Fabrizio Micari di Italia Viva c'è da chiedersi con quale coraggio si caccino Albano e Messina, si tenga San Martino, mentre Ismaele Lavardera, leader di Controcorrente, annuncia per domani una conferenza stampa insieme alla forzista Margherita La Rocca Ruvolo per raccontare altri passaggi dell'inchiesta che riguardano Agrigento, e si dice sconvolto dai giudizi proprio sulla collega forzista. Cambiamo direttamente argomento. A Catania sale sul tetto della palestra per rubare una grondaia, ma precipita e muore. La tragedia al polifunzionale di Via Zurria. Sentiamo. Si era arrampicato sul tetto del polifunzionale di Via Zurria per rubare quel che resta in una struttura già più volte depredata, ma un passo falso gli è costato caro, carissimo, pagando tutto con la morte. Un uomo è stato trovato senza vita sugli spalti della palestra, dove ieri sera, fino a tardi, si era giocata una partita di pallacanestro. Fatali il cedimento del controsoffitto ed un volo da un'altezza di oltre 10 metri. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la vittima avrebbe tentato di rubare una grondaia. A fare il macabro ritrovamento è stato un addetto alla polizia, come conferma il custode dell'impianto. Aprendo qua la porta del palazzetto si è reso conto che c'era questa persona a terra, sanguinante. Lui in realtà all'inizio era convinto che l'avevano picchiato, magari perché qua troviamo di tutto, barboni, tossici, siamo veramente nelle mani di nessuno. Invece in realtà poi, accendendo le luci, si è reso conto che c'era un buco sul tetto e in realtà praticamente questa persona era caduta dal tetto. Si muore per pochi euro e si riaccende la polemica sulla scarsa sorveglianza del polifunzionale. Qui è diventata la terra di nessuno, furti di qualunque genere, atti vandalici di qualunque genere e anche consumo di stupefacenti, atti sessuali. Con un sistema di videosorveglianza magari si sarebbe beccato prima, andava punito per come dice la legge. L'uomo, morto presumibilmente sul colpo, era privo di documenti. A Palermo alcuni proiettili sono stati esplosi ieri sera nel quartiere Sperone. Secondo una prima ricostruzione, un uomo in sella a uno scooter
avrebbe sparato 3 colpi in direzione di un appartamento al primo piano di Via Generale Enrico Pezzi. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti spaventati e lo stesso proprietario dell'immobile che in quel momento si trovava in casa e che per puro caso non è stato raggiunto dai proiettili rimasti conficcati tra mobili e pareti. Le indagini sono condotte dalla polizia e dalla scientifica. A Catania vi mostriamo l'appartamento del Dottor B, il falso centro estetico allestito appunto in città da uno studente fuori corso di medicina che sui social promuoveva i suoi interventi a base di botulino e acido ialuronico. È stato denunciato per esercizio abusivo della professione. Adelaide Barbagallo. Eccolo l'appartamento in cui uno studente di medicina fuori corso aveva realizzato a Catania un ambulatorio di medicina estetica sprovvisto di qualunque autorizzazione. Qui il giovane, che sui social si faceva chiamare Dottor B, denunciato dai carabinieri del NAS per esercizio abusivo della professione, eseguiva trattamenti estetici a base di botulino ed acido ialuronico, filler labbra, rinofiller, a prezzi competitivi. Ignari i pazienti che si lasciavano ingannare dall'aspetto dei locali apparentemente professionali e dai video del prima e dopo i trattamenti postati su Instagram e TikTok dal falso medico che era in possesso di una partita IVA per esercizio di commercio ambulante. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto confezioni ancora integre di botulino ed acido ialuronico, aghi, cannule, bende e nella spazzatura le sostanze già inoculate. Molti dei farmaci utilizzati sono risultati di produzione estera e privi dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia Italiana del Farmaco, potenzialmente quindi perfino pericolosi. Sono state anche trovate le schede dei pazienti, i trattamenti eseguiti o da eseguire e il tariffario applicato, grazie alle quali è stato possibile ricostruire il giro d'affari di oltre 75.000 euro relativo al solo primo quadrimestre del 2025. Pioggia, allagamenti, disagi. Ieri un film visto e rivisto che riguarda la città di Palermo. A Mondello, strade impercorribili. Un albero è caduto nella zona del porto. Marco Gullà. È successo di nuovo. Non me lo dire, ti prego. Sì, è successo di nuovo. Piove e diverse strade di Palermo si allagano. Il temporale di ieri ha trasformato in fiumi alcune strade del capoluogo come i quartieri di Tommaso Natale, Partanna e Mondello. E poi via Ugo La Malfa, dove si è sfiorata la tragedia a causa del sottopasso allagato. I vigili del fuoco hanno messo in salvo una famiglia con un neonato di 4 mesi che con l'auto era rimasta intrappolata nell'acqua. E l'acquazzone di questa mattina ha nuovamente mandato in tilt alcuni quartieri. Siamo a Mondello, nei pressi di Viale Galatea. Quella che vedete alle mie spalle è un'arteria che dopo il temporale di stamattina è divenuta praticamente impercorribile. Lamentele da parte dei residenti, ma la situazione però non cambia. Guardi quando io sposto le foglie cosa succede, no? Allagamenti anche nella periferia sud della città, un albero invece è caduto di fronte al porto. Per fortuna nessun ferito o danno. Un film visto e rivisto, i soliti problemi che attanagliano da decenni la città. Mobilità insostenibile, tempi di attesa snervanti alle fermate AMTS a Catania, anche un'ora per il 525. Ecco perché i catanesi non rinunciano all'automobile. Tonino De Mana. Un'ora e mezzo rispetto al 31. Era stanca pure perché sono anziana. Questa signora alla fermata AMTS di piazza Santa Maria di Gesù dà già una risposta al traffico caotico. I catanesi non si fidano dei mezzi pubblici e per questo non intendono rinunciare alla cara automobile. Risultato? Strade intasate e sistema nervoso in tilt. Ci sono troppe macchine in circolazione, ha recentemente detto il comandante della Polizia Municipale Peruga, ma i cittadini cosa ne pensano? Lei prende l'autobus? No. Perché? Perché mi secca aspettarlo, perché faccio a piedi prima dell'autobus. Mezzi pubblici a Catania, poverini, fanno miracoli per il numero che sono e per quello che possono fare. Bisognerebbe incrementarli. Penso che bisogna limitare il traffico e utilizzare più la metro. Tempi d'attesa esagerati, 30-40 minuti per Cibali, oltre 60 a San Giorgio per aspettare il 525. Così, alle fermate, lo smartphone è un ottimo strumento per ingannare l'attesa. Sì, purtroppo sì, dobbiamo aspettare un po'. Da quanto tempo aspetta? Quasi un'ora. Fortunatamente abitando in centro lo prendo poco, però i tempi di attesa sono esagerati, molto esagerati.
In questo momento penso che c'è parecchia sofferenza. Più che un cambio di passo, è un passo falso all'agognata ricerca di una mobilità sostenibile. Diventato fenomeno del business, disegnato da un artista di Hong Kong, venduto in tutto il mondo. Ha invaso anche il mercato del falso. I pupazzetti fake Lububu avrebbero fruttato sul mercato oltre 500.000 euro. Desiree Ferlito. Dal costosissimo pezzo da collezione venduto all'asta a Pechino per 130.000 euro alla carica dei 10.000 e oltre la Bubu fake scoperti dalla Guardia di Finanza di Palermo. Una cura tale da rendere difficile per un comune acquirente distinguere gli esemplari autentici da quelli finti. Loghi, colori e confezioni corredati da etichette e codici identificativi non conformi o del tutto falsificati. Il pupazzetto è diventato fenomeno del business, originariamente disegnato da un artista di Hong Kong e venduto in tutto il mondo dal colosso Pop-Mart, diventato in poco tempo una vera e propria tendenza, ha invaso anche il mercato del falso. 7 le attività incriminate, tra cui un noto centro commerciale del capoluogo che avrebbe venduto almeno 3.000 degli iconici peluche brutti a un prezzo decisamente conveniente rispetto agli originali. Con poco più di 10 euro e una qualità più scarsa che difficilmente salta all'occhio di un non esperto, sarebbe stato possibile sentirsi una star del cinema o della musica sfoggiando un Labubu. Denunciati i titolari dei negozi, i Labubu falsi avrebbero fruttato sul mercato oltre 500.000 euro, cifra poco rilevante rispetto a un Labubu pregiato e raro. E adesso una notizia dalle agenzie: si è conclusa la quarta e ultima missione del 2025 del team del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo di Taormina, diretta da Sasha Agati, impegnato nel progetto Cuori Ribelli in Camerun. In 8 giorni di attività al General Hospital di Yaoundé sono stati operati 38 bambini affetti da gravi cardiopatie congenite, portando così a 106 il numero complessivo di interventi eseguiti durante l'anno. Il progetto è finanziato dalla Onlus Una Voce per Padre Pio e dal suo presidente Enzo Palumbo, con il supporto dell'azienda sanitaria provinciale di Messina. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, ancora siamo a novembre, ma in giro si respira già l'atmosfera natalizia. Sempre più italiani sono stati infatti contagiati dalla febbre degli addobbi in anticipo. Eva Spampinato. Dopo il 31 ottobre hanno scongelato Mariah Carey. Esattamente, it's time. È solo novembre, ma la magia del Natale sembra già aver conquistato tutti. Dalle grandi città ai piccoli centri iniziano a comparire le prime luci e le decorazioni natalizie sono già protagoniste di vetrine e interi reparti. E incredibilmente molte persone hanno già iniziato a fare l'albero. Come Sara Iello, insegnante di lingue e mamma influencer, che quest'anno ha battuto tutti i record. Pare che chi faccia l'albero prima sia più felice. Noi siamo fan del Natale e ogni anno facciamo sempre un po' prima rispetto a quello che dice la tradizione. Certamente stiamo un po' esagerando quest'anno. Ma Sara si trova in buona compagnia. Secondo una recente indagine di Facile.it, non abbiamo ancora attraversato l'autunno che quasi 2 milioni di persone hanno già fatto l'albero. C'è tantissima pressione, fare vedere che le decorazioni sono sempre più in pompa magna, ci sono anche i vari trend del Natale. Il mio per esempio sarà un albero di Natale con i colori tradizionali, un po' dello stile british e con i classici colori rosso, verde, oro. Complici il bisogno di conforto, la voglia di ritrovare un po' di serenità e la pressione dei social. Ma c'è anche questa tendenza, no, nel seguire i vari stili e i social ovviamente influiscono tantissimo, forse anche un po' per questione di marketing. Le aziende già da settembre in realtà arrivano proprio anche dei comunicati stampa e si parla già del Natale. E dunque arrivederci autunno, benvenuto Natale. E ieri a Catania è stato consegnato un parco nel quartiere San Giorgio. Si tratta di un bene confiscato alla mafia che era diventato una discarica abusiva. Simona Mazzone.
Eccolo com'era in un'immagine dall'alto che mostra un terreno abbandonato diventato una discarica abusiva di rifiuti, anche pericolosi. Ed eccolo invece oggi, completamente trasformato. Siamo a Catania, nel cuore del quartiere San Giorgio, tra le vie degli Olmi e del Faggio, dove quest'area confiscata alla mafia è stata consegnata ai cittadini dopo un intervento di restyling finanziato con fondi europei del PNRR per circa 177.000 euro. Si tratta di un'area di oltre 1.000 metri quadri su 2 livelli, una parte dedicata al verde, l'altra dedicata ai bambini con un parco giochi. L'intervento include anche l'impianto di irrigazione, l'illuminazione a LED e la piantumazione di alberi e arbusti, tra cui oleandri, ulivi e vilburni, e il parcheggio. Era una vera e propria discarica abusiva, era piena di amianto, sono stati fatti quasi 12 camion di amianto in discarica, sono stati conferiti proprio per bonificare l'area, c'erano carcasse di auto, c'erano oli esausti. Un bene tolto alla mafia apparteneva al boss emergente Sebastiano Fichera, ucciso nel 2008 per contrasti interni al clan Cappello. La restituzione alla comunità, quindi anche una valenza sociale. L'area appena consegnata è già pronta dallo scorso mese di luglio. Il quartiere si sta prendendo cura di quest'area, non è stato assolutamente vandalizzato, anzi i ragazzi lo stanno utilizzando come spazio di aggregazione e come momento di condivisione, anche perché sono state abbattute le barriere architettoniche. Al progetto ha collaborato l'esperto del sindaco Michele Cristaldi, c'era anche il presidente del sesto municipio Francesco Valenti e i consiglieri, ma anche i commercianti della zona che si occuperanno della manutenzione e della supervisione dell'area. Ci fermiamo ancora, un'altra pausa, poi andremo al calcio con il Catania che resta in solitaria in vetta alla classifica. Siamo al calcio, il pareggio tra Salernitana e Crotone di ieri sera nel posticipo di Serie C lascia il primo posto in solitario al Catania, atteso sabato tra l'altro dall'insidiosa trasferta di Casarano. Francesco Triolo. E adesso il Catania non vuole mollarlo più, è il primo posto da ieri, casa dei rossazzurri dopo il pareggio nel posticipo della Salernitana in casa contro il Crotone, 1-0 che lascia la squadra in Mimmo Toscano in vetta alla classifica con un punto di vantaggio proprio sui campani con cui già nelle previsioni della vigilia si sta costruendo il duello del campionato per la vittoria finale. Il successo sull'Altamura ha rappresentato un momento importante per il cammino del Catania, un bivio quasi spartiacque per la crescita dell'intero gruppo, la cui compattezza è testimoniata anche dalla foto finale con le maglie di Aloy e Chilafi. Una partita giocata in maniera perfetta, accorti nel non scoprirsi, senza frenesia, capendo quale fosse il momento giusto per colpire l'avversario. Ecco perché i 3 punti contro l'Altamura vanno oltre la classifica. Cresce l'autostima e da ieri sera anche l'entusiasmo per squadra ed ambiente. Sabato si va a Casarano contro un avversario, sembra in caduta libera dopo l'ottimo avvio di campionato. Le 4 sconfitte consecutive pesano, anche se in Puglia si cerca di serrare i ranghi. Ecco perché la trasferta proprio di Casarano diventa un altro test di maturità e per acquisire ancora più consapevolezza, quella consapevolezza che può far recitare ai rossazzurri un ruolo da protagonista fino alla fine del campionato. Ed è invece crisi per il Palermo, 3 sconfitte nelle ultime 4 giornate, rosanero lontani anche dalla vetta. I tifosi tornano ad essere estremamente preoccupati. Marco Gullà. Lunedì nero. Il Palermo, dopo la sconfitta di sabato a Castellammare di Stabia, godrà di qualche giorno di riposo, considerato che nel weekend non si gioca per la sosta delle nazionali, ma è un inizio di settimana da incubo per i tifosi rosanero che rivedono i fantasmi delle passate stagioni. Etichetta da corazzata ad inizio campionato e poi, come di consueto, errori strutturali che emergono, soprattutto nell'allestimento della squadra. Monza e Modena scappano e fanno punti, vetta sempre più lontana. Se non cambiare marcia sarà un campionato difficilissimo. Dobbiamo partire dal sottoscritto, ripartire, resettare, liberare la mente e cercare di andare più forte, perché quello che ci è mancato oggi è stato quello. Poi sicuramente dobbiamo far meglio quando abbiamo la palla e cercare di costruire qualche occasione da gol in più. Occasioni da gol che il Palermo non ha avuto al Menti contro la Juve Stabia, nemmeno un tiro in porta. Poi Giampaolo mai servito, Brunori poco efficace, centrocampo arido e senza luce. Al ritorno dalla sosta il Palermo sarà ospite dell'Entella.
Era il nostro ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Vi ricordo alle 14 il prossimo appuntamento con l'informazione. Vi lascio adesso Emanuela Corsi per la rassegna stampa di oggi. Buona giornata.